Luciano Zarbano, 59 anni, colonnello dei Carabinieri, capo di Stato, maggiore della Legione Liguria, è alla sua prima esperienza politica. Imperia il mio partito, ha detto più volte in queste settimane. La lista che lo sostiene è Imperia senza padroni. Deciso ad avviare una rivoluzione verso il bene comune, come si legge nel programma, intende risolvere i problemi del depuratore, rivedere la viabilità, aprire spiagge attrezzate per i disabili, eliminare le barriere architettoniche, dare più valore alle frazioni, avviare comunità energetiche, aumentare iniziative turistiche e culturali. Zarbano infine è contrario al trasferimento dell'ospedale cittadino, spinge per un potenziamento del pronto soccorso e del punto nascite. Infine dice di volersi impegnare per un'Imperia più sicura e capace di trattenere i giovani che oggi preferiscono andare a vivere o studiare altrove. Zarbano è sposato con Nathalie e ha 2 figli. Dopo tanti trasferimenti per lavoro, Imperia è divenuta ormai da anni residenza fissa. Il progetto di città che io immagino è una città che sia aperta ai cittadini, che consideri i cittadini non come dei sudditi, ma come delle persone che hanno una loro identità. Una città che sia ascoltata, che sia attenzionata, una città che sia attrattiva. Desidero questo per la mia città. È l'unica maniera affinché si possa adempiere questo mio desiderio, è quella di andare il 14 e 15 maggio a votare tutti. Il mio appello è questo: votate chi volete, ma andate a votare, perché con lo strumento che avrete fra le mani, che è una matita, potrete rivoluzionare il mondo, anzi, potrete rivoluzionare Imperia. E io Imperia la amo e voglio un'Imperia migliore di quella che è adesso.